Voglia di autonomia. San Vito di Cadore guarda ad est. Ultimo consiglio comunale del mandato Fiori e il dibattito si concentra su una proposta di delibera che il sindaco di Mogliano ha inviato a tutti i comuni della regione. Una strada legittima grazie alla quale trovare quelle risorse, il 60% delle tasse, da trattenere sui propri territori. È sufficiente rappresentare 2 milioni di cittadini. Ecco la delibera che chiede l'estensione dell'autonomia del Friuli al Veneto attraverso la fusione dei territori. Proviamo anche questa, noi siamo un po' disperati ormai dalle condizioni in cui veniamo trattati dallo Stato centrale e quindi qualsiasi tentativo va bene per cercare di rialzare la testa e provare ad andare avanti. Anche questa iniziativa ha il sapore della provocazione. Fiori è chiaro in proposito, tutto serve a denunciare il disagio che vivono i territori che confinano con le regioni a statuto speciale. Tutto quello che può servire a smuovere le acque, a cercare di far capire la situazione di disagio in cui stiamo vivendo, le problematiche della montagna, i tagli che continuano ad arrivare, le difficoltà che ci sono a amministrare. Certo che amministrare così ci si prende l'esaurimento, si diventa matti, non è possibile. Non abbiamo più soldi e dobbiamo ingegnarci per poter andare avanti.